È emozione, ma è anche gioia, perché lui è sempre presente in mezzo a noi. Oltre 100 fedeli in quota per celebrare il compleanno dell'oasi Papa Luciani tra i monti della Valle del Cordevole a Ghiselle, dove nel 1977 il futuro Papa manifestò il desiderio di far rinascere il borgo, si è rinnovata domenica la Ghiselle in festa. In prima fila, come ogni anno, Monsignor Ettore Fornezza, per 9 anni segretario personale di Albino Luciani ai tempi del Patriarcato di Venezia. Quando ero ancora delegato patriarcale di Torcello, a una coppia che non poteva avere bambini, mi è venuta da me proprio disperati perché hanno detto non possiamo avere bambini. Io ho detto pregate Papa Luciani che vedrete che i bambini li avrete. È venuta dopo 8 mesi, mi ha detto fra un mese diventerò mamma. Il ringraziamento per la grazia ricevuta dalla coppia è stato affisso alla statua che raffigura il beato Luciani e che si può ammirare proprio al Ghiselle. Durante l'omelia Monsignor Fornezza ha ricordato il valore della pace che animava il Papa del Sorriso: accoglienza, fraternità, attenzione per tutti, senza escludere nessuno. Nella sua vita, proprio quando incontrava le persone, voleva incontrare proprio nel segno della pace. E quindi lui non rifiutava mai nessuno e cercava di aiutare sempre tutti con amore, con umiltà, ma anche con tanta generosità. Un momento di memoria, spiritualità e comunità nel segno di un Papa che continua a ispirare anche a quasi 50 anni dalla sua visita a Ghiselle. Fede, speranza e carità sono le tre cose che lui amava e soprattutto la quarta, la più grande di tutte, è l'umiltà. Chi usa l'umiltà avrà la gioia anche qui, ma avrà la gioia anche di essere accettata in paradiso.